Di nuovo insieme per parlare del calendario nazionale dell'Arma dei Carabinieri 2020. In questa edizione ci sarà la partecipazione anche del Comune di Treviso con quello di Spinea. C'è un pezzo di Veneto nell'edizione 2020 dei calendari dell'Arma dei Carabinieri. La presentazione in contemporanea a Roma e in tutti i comandi provinciali d'Italia di questa pubblicazione, destinata ad arricchire, come le precedenti, le raccolte di collezionisti ed appassionati. Particolari le illustrazioni di Mimmo Paladino, le cui opere sono stabili al Metropolitan di New York. Ancora più coinvolgenti le storie raccontate dalla penna del premio Campiello Margaret Mazzantini, tutte rigorosamente tratte dalle quotidianità delle donne e degli uomini dell'Arma. E tra queste spicca Il piccolo ladro di Pennarelli, una storia dei carabinieri di Spinea che, pagando di tasca propria il maltolto al negoziante, hanno recuperato il bambino dimostrandogli che un'altra vita è possibile. Racconta ancora una volta la generosità dei nostri carabinieri e la vicinanza a quelle che sono anche le persone più deboli della nostra società, come per esempio anche i giovani alla cui formazione l'Arma dei Carabinieri tiene tantissimo. Ora quel bambino primeggia a scuola e da grande, manco a dirlo, farà il carabiniere. Ma non è l'unico pezzo di Veneto raccontato dall'Arma. Ecco una delle immagini del calendario da tavolo che sarà distribuito in tutta Italia e siamo a San Parisio, nel cuore di Treviso. Il calendario dei Carabinieri è un oggetto presente in tante case degli italiani, in tanti luoghi di lavoro e di ritrovo. E questo perché la presenza di un carabiniere ovunque fa piacere. E ora addolciamoci con le immagini di cioccolato in piazza che ha allietato Piazza dei Signori nel fine settimana. Per l'occasione l'assessore regionale al turismo Canera ha detto qualcosa ai trevigiani. Sentiamolo. I turisti arrivano e stanno già arrivando, la verità è che bisogna far crescere la cultura dell'accoglienza su questo territorio. È questo il messaggio lanciato lo scorso fine settimana dall'assessore regionale Federico Caner nel corso di Cioccolato di Marca, la manifestazione della Confartigianato giunta alla 20ª edizione. Cultura dell'accoglienza significa conoscere il proprio territorio per farsi promotore della sua scoperta da parte dei turisti. Non vuole dire posti letto, vuol dire capire che abbiamo innanzitutto un territorio anche fragile, un territorio che ha delle immensità della cultura, della natura a disposizione, che bisogna preservarla, ma bisogna anche imparare a gestire i flussi turistici, ad accoglierli, non soltanto chi fa alberghi, non soltanto l'artigiano o il commerciante, ma anche il semplice cittadino. Una cultura dell'accoglienza che si declina anche con manifestazioni come questa, dove il gusto si coniuga con un'ambientazione unica nel suo genere. È fondamentale per la città. Vorrei ricordare che siamo arrivati alla 20ª edizione di Cioccolato di Marca, quindi come dico sempre in queste occasioni, quando un qualunque evento, una qualunque iniziativa ha la forza di ritornare per 20 volte come in questo caso, vuol dire che da solo giustifica il proprio valore. Ecco perché al termine cultura dell'accoglienza va aggiunto la qualità. Eventi che non hanno questo livello qualitativo, che si pongono anche molto spesso come concorrenza sleale ai nostri commercianti, ai nostri artigiani, noi non le vogliamo. Per questo, da 20 anni, Confartigianato Marca Trevigiana promuove questo appuntamento con il cioccolato in Piazza dei Signori. Noi riteniamo che al netto di presentare dei bei prodotti, contribuiamo anche a far sì che queste città abbiano da essere riscoperte e ci sia il gusto delle persone a venire a vedere i centri storici nostri, che belli sono, molto più magari di qualche centro commerciale. Sarà il Banco Solidale del gruppo Media Nord-Est a effettuare domani la raccolta solidale nelle farmacie comunali di Treviso in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia. Dal mattino fino a sera Fanti e patronesse dell'Associazione di Vicenza con il presidente Emanuele Bozzetto, oltre a volontari dei Veneti schiacciati dalla crisi, saranno all'interno delle 6 farmacie tra centro e quartieri e del dispensario di Canizzano per ricevere farmaci da banco, omogeneizzati e prodotti pediatrici che i cittadini vorranno donare alle famiglie in difficoltà del nostro territorio. Adesso c'è la pagina di Belluno. La cronaca sindacale in primo piano con l'avvertenza ACC Wambao, out dell'assessore regionale Elena Donazzan. Pensi di fare shopping interessando a tratti segmenti di produzione o di mercato o di settori diversi. Noi non possiamo svendere niente.
Le istituzioni faranno di tutto per evitare il disastro economico e sociale che si profila all'orizzonte se Wanbao deciderà di mollare ACC anzitempo, e cioè molto prima dei 18 mesi garantiti al tavolo del Mise lo scorso ottobre. E quando si dice tutto non si tratta di una buttata eufemistica, perché la multinazionale cinese, partecipata dalla municipalità di Canton contestualmente al disimpegno in ACC, ha messo già gli occhi sull'interporto di Padova e le banchine del porto di Venezia. Qui si fa l'ultimo compressore che si fa in Europa di fatto, chiuderlo perché magari si sposta la produzione in Cina e poi magari portare gli occhi sul porto di Venezia, l'interporto di Padova, il porto di Trieste. Questo non può funzionare. Quasi 4 ore è durato il Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale convocato d'urgenza dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento a febbraio, e la tensione si è potuta tagliare con il coltello, tanto da far saltare la plomba di Mr. Lu. Il Consiglio di sorveglianza vuole vedere i conti, sapere se ci sono soldi sufficienti per garantire le spettanze ai lavoratori e se è vera l'esistenza di un plafond contingentato già all'epoca dell'acquisizione. È evidente che dal punto di vista del diritto commerciale si sarebbe posto un problema grave di condotta unfair da parte di Wanbao, una vera e propria d'asta. Una situazione inaccettabile dal punto di vista giuridico, dice Maurizio Castro. Io credo quindi che vi sia la possibilità da parte di Wanbao di continuare negli investimenti necessari per traghettare ACC dalla sua proprietà, la proprietà di un operatore internazionale voglioso di recuperare tutta la qualità competitiva che ancora può esprimere questo sito. Durissimi rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGL, CISL, UIL e le RSU, che a gran voce chiedono l'intervento del governo e del Mise. Alla politica assente oggi la stoccata più severa. Oggi la situazione richiedeva la loro presenza perché un lavoratore di Mel non vale meno di un lavoratore di Taranto. Altre 4 ore di sciopero oggi, atti dimostrativi a oltranza sono annunciati dai sindacati che chiedono di investigare su Wanbao senza pietà, anche sotto il profilo ambientale. E nel Bellunese ancora allerta meteo, allerta arancione, si moltiplicano gli smottamenti, è stata sbarrata la strada per Costalta a San Pietro di Cadore, siamo in Comelico, evacuate 2 abitazioni. I danni sono ingenti, anche se si parla ancora di stima approssimativa, perché nel Bellunese dopo la tregua concessa lunedì è tornata la pioggia incessante e l'allerta continua a restare alta. Aumenta il numero degli smottamenti, l'ultimo in ordine di tempo lunedì sera ha costretto la chiusura della strada per Costalta a San Pietro di Cadore e il trasferimento di 2 famiglie che hanno trovato momentanea ospitalità da parenti. I sopralluoghi sono iniziati per la verifica delle frane già conosciute per quegli smottamenti che potrebbero subire un'accelerazione, vista la quantità d'acqua che la montagna e i versanti non riescono più a trattenere. Lunedì l'amministrazione provinciale ha avviato i primi interventi disposti con la procedura della somma urgenza a Zoppè di Cadore, in località Lavara, per la pulizia attorno al fabbricato interessato da una frana e per scaricare gli scoli d'acqua, mentre a Carfone e Pisoliva, in comune di Canale d'Agoro, c'è stato il sopralluogo del tecnico incaricato della progettazione e realizzazione degli interventi dopo la ricognizione fatta dai funzionari della Protezione Civile e della Difesa del Suolo. Il geologo della provincia e un ingegnere sono stati inviati a Caprile per la prima valutazione di eventuali problemi ai fabbricati. Sopralluoghi a Calalzo lungo la strada per la Valdotene e a Santo Stefano di Cadore. Per tutta la giornata si sono susseguiti gli interventi dei vigili del fuoco, concentrati soprattutto in Agordino e nello Zoldano. Nella frazione di Santa Maria delle Grazie, in comune di Rocca Pietore, l'hotel al Sasso Bianco ha dovuto fare nuovamente i conti con l'allagamento dello scantinato e a un anno da Vaia l'esasperazione è pari, se non superiore, ai codici di allerta della Protezione Civile. E da Treviso e Belluno è tutto, adesso ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al Meteo. Il tempo tenderà a migliorare nella giornata di mercoledì 20 novembre, quando ancora sarà presente comunque una lieve instabilità. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto perturbazione in allontanamento, al mattino avremo inizialmente ancora qualche pioggia sparsa, dal pomeriggio tempo via via più asciutto e anche in prevalenza soleggiato. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 13 e 15 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche piovasco a carattere sparso nella prima parte della giornata, poi con il passare delle ore anche qui andrà meglio con più sole. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, valori massimi tra 15 e 16 gradi.
Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo isolate piogge al mattino, poi ampio soleggiamento dappertutto, salvo per qualche foschia sulle vallate. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime tra 10 e 11 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.